Quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà. Chi cerca trova, puoi trovare una pantera, ma se sai fare, una pecora sarà. E gira e rigira, non si sospira, Nina se ne va. Non fare il figliuolo, poi rimani solo con le mani in mano. Quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera, con il pelo viene il vizio, ma lo sposalizio non ne verrà. Quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà. Cresce il maduro il grano, cresce la gioventù, crescono piano piano i baffetti all'insù. Tirolella, tirolella, sorridi anche tu. Non si scappi insomma. Quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà. Cresce il maduro il grano, cresce piano piano, il tempo se ne va. Eh sì, quasi una serata sta quasi per terminare, ma la nostra aggiustata a in scappa della signora Folomena. E vabbè, per stasera penso che potevo pure provare male, ma sì, carissimi amici, come vedete impariamo con scappareggio. Ringrazio a Dio che oggi ho questo mestiere, perché una volta i nostri genitori, quando si veniva a scuola, il primo pensiero qual era? Ora vado a travagliare e insegno tu mestieri. Poi si diceva una volta, insegna latti e mette le vatti. Mi dovete credere, una volta i figli di Scappari, i figli di dottori, giustamente c'era un po' di distanza, perché non è che si poteva mettere un figlio di dottore o un figlio di Scapparo, soltanto che oggi un figlio di Scapparo che mandava sto figlio a travagliare, ha un mestiere e porta avanti una famiglia. Oggi i figli di dottori, ingegneri, avvocati, pigliano un puporazzo passata. Ma comunque, andiamo avanti, come avete visto la nostra città di Messina. Una volta ricordo quando si usciva da una uscita autostradale, c'era un bel cartellone dove c'era scritto Messina, città d'Europa. Oggi possiamo dire Messina, città dei polli. Se volete 4 uova freschi andate a Piazza Cairoli, che li trovate freschi. Ma sì, pazienza. Carissimi genitori, un consiglio: non parliamo con scappareggio, pigliate i figli quando finiscono la scuola e buttateli come ci ha insegnato un mestiere, perché oggi con questo stato, carissimi amici, pigliamo. Insegnateci un mestiere, un scapparo, un barista, un pasticcere, un barbiere, che questi mestieri stanno scomparendo, ma io, grazie a Dio, sono qua. Un saluto a tutti voi da Impariamo con Scappareggio, ma permettetemi di salutare una mia fans, Giusy Giorgianni, cosa dell'altro mondo. Ciao! Quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà. Cresce il maduro il grano, cresce la gioventù, crescono piano piano i baffetti all'insù. Tirolella, tirolella, sorridi anche tu. Bene, per questa sera è tutto. Ora aiuto qua a Bancarella di Scappi. Vi saluto, alla prossima. Il vostro amato cabarettista Impariamo un Scappareggio vi invita ai genitori di mandare i figli a lavorare, e solo così possono buttare anche famiglia avanti. Ciao!